sentito insieme appassionatamente. È un pezzo che racconta una lezione di musica, quindi l'abbiamo scelto anche perché naturalmente rappresenta quello che noi facciamo per la nostra lezione, per la teoria prima di iniziare a cantare. E adesso presentiamo questo pezzo, non abbiamo molte presentazioni anche perché ci sarà un po' da muoversi, da cantare tanto, e poi magari diciamo qualche altra cosa dopo, quindi adesso iniziamo subito con questa pezzo. Se nel primo giorno di scuola
ascoltiamo subito il primo pezzo. È un pezzo, diciamo che è un pezzo moderno, è stato presentato recentemente a Sanremo nel 2013, per esattezza, da una giovane cantante sarda che si chiama Ilaria Conoscenti. È stata una bella rivelazione, perché per la prima volta una giovane, non è la prima volta, la già in presenza, però per la prima volta una ragazza, una donna parecchio giovane anche, ha portato una canzone dove si canta
momenti di unione. I ragazzi adesso canteranno il prossimo pezzo che è parto musical, anche questo, però per farlo abbiamo bisogno del supporto di voci un po' più mature, più grandi, mature, perché le giocate grandi, va bene, non male, la seconda, via, va bene. Allora, diamo il benvenuto al coro degli adulti della scuola civica di musica. Allora, il prossimo pezzo che canteremo, per piacere di dirigere, è un pezzo tratto dal musical della King, il Re Leone. È un pezzo che nella versione cinematografica, quindi nel film, non si conosce, non c'è soltanto come accento musicale della colonna sonora, ma non c'è tra le canzoni. Il musical invece ha ricascato questo momento musicale e è stato poi ampliato per farlo diventare una canzone. La canzone si intitola Shadowland. È un pezzo molto, diciamo, di impatto, effetto, perché racconta il momento in cui le leonesse oramai sono state catturate, diciamo, dal branco delle iene. Conoscete il film, le mamme che hanno visto 100 volte con i loro figli,
arriviamo alla fine del 1500, perché proprio in quel periodo cominciava a nascere in Italia la musica per il teatro e per il balletto. In questo contesto di musical ho cercato, penso che facesse un po' la differenza, un pezzo solo corale, e infatti questo adesso sottende un pezzo solo per il coro, quindi col coro si dice quando cantano le voci da sole, e il pezzo si intitola Il ballerino, ed è un pezzo di un autore che si chiama Giovanni Giacomo Cascoli, appunto nella fine del 500. E il primo esempio, uno dei primi esempi di musica scritta per la danza. Si chiama Il ballerino musicalmente perché racconta la vicenda di danza. Questa è la musica che ha iniziato a radunare le corti italiane del 1500, gli 600, diciamo che 600. Quindi è la prima forma di musica di intrattenimento delle corti, ecco perché ho pensato di inserirla in questo programma. E in effetti è il primo esempio di musica teatrale per eccellenza. Quindi adesso le sentiremo, non ho tempo di sentire il ballerino. Questo era l'inizio, la partenza della musica per il teatro, e adesso il salto della mia testa è molto complicato. Perché questo qui presentiamo invece è una versione corale di un pezzo di musica leggera, non italiano, ovviamente. Si tratta della canzone La Lavai di Biggio, una canzone degli anni 90, non è quello di fare una te, famosa chiaramente è successo con grandi risultati, altissimi posti di classifica, permanenza nei pareri di quel periodo. Io ho trovato una versione per coro, sentirete anche un accompagnamento strumentale che accompagna il coro, perché la versione corale è particolarmente, diciamo, ricca, complessa, tutto il coro canta in inglese, nel senso che è una canzone, quindi sentirete una canzone ma presentata da 25 persone, e questa è la Lavai di Biggio.
musicali e mi sono ricordato che esisteva adesso un musical non tanto famoso qua in Italia, che si chiama Mission Radio Uniti. È un musical che contiene all'interno diversi ruoli di adulti, ruoli di ragazzi, ruoli di bambini. Quindi la scelta è perfetta. Poter utilizzare questa festa per far esibire tutti e tre ruoli. Chiaramente si tratta di un musical, quindi c'è una storia di spalle. Questa storia si vede, ora si intitola The Waltz
prima di tutto ovviamente l'associazione musicale di Servelli, con tutto il suo obiettivo, ma anche un ringraziamento speciale a Paola Toro per l'organizzazione, questi mesi di lavoro, la costante collaborazione. Io direi a Paola ringraziamo anche ovviamente la scuola civica giudica Serramana Papidonis con il suo presidente Luigi Pulizzi, vi chiederei anche Luigi di avvicinarsi. Il comune di Serramana e la persona di Giulio Posso e ovviamente e volevo ringraziare il contesto che chiederei di avvicinarsi. Anche per di fare un ringraziamento personale a veramente tutti i ragazzi del foro, piccolini, per arrivare ai ragazzi e agli adulti, anche quelli che ci hanno aiutato in questi giorni di scienze di mantenere le cose tutti anche tra spuntare, montare, i piani per le prove, è stato anche questo del lavoro. Quindi veramente grazie di cuore da parte mia, grazie di cuore a tutti. Grazie. Dopo aver vissuto questi momenti davvero non sono belli, si corre il rischio di rovinare tutto e allora davvero cercherò di essere molto svegliato. Nella sincerità dico grazie per averci onorato di aver ancora una volta voluto dare la vostra bravura per quelle scritte. Non aggiungo altro, se non una cosa per interpretare il pensiero di tutti, dopo che avete fatto tanta fatica per preparare questo brano, come un minuto e allora, seguendo il consiglio di confesso, vista allora non togliere tempo, sta cercando scusate le spalle, tempo e spazio alla musica, io voglio ringraziare comunque, oggi abbiamo anche la presenza del direttore della scuola civica che per chi non lo sapesse comunque comprende diversi comuni, è sempre in fase di evoluzione, dipende molto da ciò che poi la regione in genere pensa di poter mettere in campo per la musica. Purtroppo credo che sia un taglio importante lo scorso anno e speriamo comunque di progredire e di portare avanti. Oggi abbiamo avuto un esempio che insomma questi cantanti hanno dimostrato che nel giro di un paio di anni veramente non è un risultato ottenuto con chissà quante ore di lavoro, eccetera. Cioè hanno lavorato tanto, con spazi di tempo molto ristretti, quindi il risultato vale doppio, il triplo, vale molto di più. C'è stata un po' di tensione, c'è stata un po' di emozione, ma sarebbe stato più brutto se questi stati d'animo non fossero stati rappresentati. Vuol dire che chi canta ci tiene davvero, è appassionato, vuole tiene davvero la parola ascolto e dà giusto peso alla cosa. Ringrazio Matteo per l'immenso lavoro di ascolto e l'associazione musicale per il supporto che tramite la scuola civica dà a questo gruppo di grandi cantanti. Quando fare, ho visto te di comunque, grazie ancora a tutti voi, grazie io vorrei fare